Avete avuto un'ottima risposta da parte dei produttori di vino nonostante il periodo che stiamo vivendo. Questa è la dimostrazione che si può crescere anche in un periodo di crisi? Assolutamente sì, noi siamo rimasti veramente soddisfatti perché questa 22esima edizione è stata l'edizione dei record, hanno partecipato ben 175 aziende e io voglio ricordarla non solo per questo record numerico che è stato inaspettato, considerato questo 2020 travolgente, è stato un'edizione da ricordare anche per il livello qualitativo e poi secondo me per il messaggio di forza e di spirito del nostro territorio che abbiamo saputo trasmettere, cioè abbiamo voglia, volevamo riprendere noi del concorso e le aziende hanno subito aderito alla nostra iniziativa, anzi si sono mostrate entusiaste, per cui è stata veramente una grandissima soddisfazione per noi. Quest'anno siete stati costretti a adattarvi a quelle che sono le nuove esigenze degli eventi, però avete creato un nuovo format per il futuro a quanto pare. Sì, questo nuovo format è stato da un lato imposto ovviamente dalle esigenze dovute al Covid, quindi per sicurezza, però alla fine ci ha dato pensiamo di utilizzarlo forse anche in futuro perché credo che la festa dell'uva in questa cornice così suggestiva come l'ex convento di San Francesco dia particolare valore e sottolinea anche l'eccellenza del concorso insomma. E oltretutto questa sera, anticipo, verrà la serata della premiazione, verrà presentata la prima guida di selezione dei vini veneti, quindi le aziende che sono state premiate nel corso di questa 22esima edizione e vuole essere questo un omaggio veramente alle aziende che hanno creduto nel concorso, che è comunque divenuto, posso dire che ormai è il concorso più autorevole e importante della Regione Veneto, è autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e quindi l'adesione e l'entusiasmo delle aziende a noi ha dato grande entusiasmo e ci è sembrato doveroso omaggiarla insomma, con questa guida che oltretutto sarà uno strumento di lavoro, di informazione e di comunicazione delle eccellenze dei nostri prodotti, dei prodotti vitivinicoli del nostro territorio. Noi abbiamo fatto proprio l'ufficio agricoltura che ha lo scopo di andare a valorizzare quelle che sono le peculiarità incredibili del nostro territorio. Questa mattina eravamo insieme a tanti a Piazzola sul Brenta con la manifestazione Casus Veneti nella quale si valorizzano i prodotti lattiero-caseari. C'erano oltre 400 prodotti DOP e prodotti protetti chiaramente e questo è una dimostrazione. Questa sera siamo qui al concorso dei vini veneti ancora per valorizzare ulteriori qualità del nostro territorio come i vini, ci sono 14 di OCG, 28 DOC. Questa è la dimostrazione che abbiamo un territorio fantastico e come Banca del Territorio abbiamo soprattutto il dovere imperativo di sostenere quindi non solo le imprese ma quelle imprese che hanno come loro business e come loro capacità quella di valorizzare e produrre questi prodotti che tutto il mondo ci invidia. Qual è il bilancio di questa manifestazione? Il bilancio è stato estremamente positivo sia al concorso Eno Conegliano Selezione dei Vini Veneti, dove abbiamo avuto la partecipazione di ben 175 aziende, un record che ha battuto il 2019 dove erano presenti 159 aziende, abbiamo raccolto 423 campioni, il massimo concesso per questa edizione, chiamiamola Covid-19. Abbiamo avuto la fortuna di avere la partecipazione delle aziende perché hanno richiesto loro di partecipare a questo concorso, gli abbiamo chiesto via mail la loro adesione e ci siamo organizzati sia per la premiazione di questi vini che sono stati medagliati con Dama d'Oro, sigillo d'argento e sigillo di bronzo. Sono 93 medaglie che verranno presentate in questi 3 giorni alla festa dell'uva. Inoltre abbiamo aggiunto 3 degustazioni, sempre con i vini selezionati nel concorso, una che è stata eseguita ieri degli Incroci Manzoni, guidata da il presidente nazionale del Comitato Vini, Michele Zanardo, una verrà fatta domenica alle 11, guidata da Luciano Vettori, e una domenica sera alle 18 a Marone verso Malanotte del Piave, che guiderò io.